1 Corinzi, capitolo 6. Evità appiccica. Mezzo a voi in gesta chilla che avendo avuto una questione con un'altra, si è appiccicato con un'altra, tengo coraggio di presentare in un tribunale per essere giudicato a uomini infama e non a uomini santi. E non sapete voi che saranno i santi quelli che giudicheranno il mondo. E se il mondo sarà giudicato a voi, non siete capaci di risolvere questioni poco conto. Noi sapete voi che noi abbiamo giudicato pure l'angelo. E tanto che avete a sapere a risolvere voi stessi tutte le questioni di questo mondo. Quando avete a risolvere le questioni di questa terra, perché chiamate come giudice persone che sono strane a quella chiesa e che non hanno nessun potere in da chiesa? Vi sto dicendo tutte queste cose per far regnare scuorne. Ma può essere mai che a mezzo a voi non si potesse trovare qualche persona basata che è capace a risolvere tutte quelle questioni che succedono in mezzo ai frati? E poi è proprio necessario che un frate potesse citare in un giudizio nato fratello suo e chi citare un giudice che non ci crede. Già è una cosa assai malamente che non ci potessimo essere bruciezze in mezzo a voi, perché invece non siete capaci di sopportare più tosse quanto torte, perché non siete capaci pure di perdere qualcosa. Invece siete proprio voi che facete infamità e rubate e vi comportate così che tutte frate vostre. Non vi scordate mai che non ci sta posto per tutta infame rinda a questo mondo nuovo e Dio. Non campate che a capo vostra rinda è nuvole, perché rinda regno e Dio non traseranno mai quelli che fanno schifezze, quelli che si danno occhi innanzi a Dio, quelli che scurnacchiano le mugliere, quelli che capano rinda e smagnano la carne, quelli che sono mariuole, quelli che tengono a mirie, quelli che sono briacone, bugiarde e malandrine. E certe voi stanno campando proprio da così, ma mo siete state scippate rindo peccato, siete state unite a Cristo e siete state accovate a Dio rindo nome del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito dello Dio nostro. A malizia e disonestà. E voi dicete spesso, io posso fare tutto quello che voglio, questo pure è vero, ma va domani se ogni cosa è una cosa buona per voi. Certo, posso fare tutto quello che voglio, ma non mangia mai fa accavallare tutte quelle smanie. Voi dicete pure, o mangiare è fatto per lo stomaco e lo stomaco è fatto per mangiare. Ma dite istruire l'uno e l'altro. È vero, voi non siete fatti per fare schifezze perché voi appartenete al Signore e il Signore è pure il Signore vostro. E beh, Dio ha fatto risorgere il Signore e risusciterà pure a voi con tutta la potenza sua. Voi vi da sapere che appartenete a Cristo. E chi mai sarebbe capace di afferrare quello che appartiene a Cristo per fuori a una mala femmina? Voi vi da sapere che quello che si unisce con una mala femmina diventa una sola cosa con quella, perché sta scritto in la Bibbia, che i due diventeranno una cosa sola. Chi invece si unisce al Signore diventa una sola cosa insieme a questo. Arrasatevi perché sta rinda ogni schifezza. Se l'uomo facesse qualsiasi altro peccato, rimane estraneo a Cristo. Chi invece fa schifezza, destruisce se stessa rinda all'anima. Non ho sapito che voi siete diventati il Tempio dello Spirito Santo, che varate a Dio, e chi strumane rinda a voi. Per questo voi non appartenete più a voi stessi, perché Dio ha fatto diventare figli suoi, perché ha pavato cara la vita vostra. Glorificate per questo, Dio rinda il corpo vostro.